Teatro d'eccezione per il Bitonto Calcio a 5 che ospita il kick-off per la 22esima giornata del campionato di Serie A Fabless. In campo le squadre, in campo il Bitonto e il kick-off. Andiamo subito a leggere le ragazze a disposizione dei due tecnici. Partiamo dal kick-off con Carturan, Jessica Getulio, poi Sousa, Borges, Bovo, Brugnoni, Ghilardi, Pellegri, Teani, Valentina Teani Elena e Donadoni. Allenatore Riccardo Russo. Invece Bitonto con De Zio, Mitolo, Nicoletti, Buquicchio, Renatigna, Coletto, Pezzolla, Coda, Abadessa, Grieco, Di Vincenzo, Mansueto. Allenatore Gianluca Marzuoli, reduce dalla quarta affermazione, la quarta panchina d'oro conquistata qualche giorno fa per il tecnico del Bitonto. Arbitro numero 1 Francesco Cocco della sezione di Parma, il numero 2 Tommaso Vallecaro della sezione di Salerno, Domenico De Candia di Molfetta e il cronometrista. Bitonto che insegue il duo di testa, Falconara 51 punti, Pescara 49, entrambe hanno vinto in questo turno, nel 22esimo turno del campionato di Serie A. Invece kick-off che cercherà di tornare davanti alla CMB che, vincendo in trasferta a Foligno, ha scavalcato la squadra di Riccardo Russo. Momento non facile per le lombarde che sono reduci da 4 sconfitte consecutive, quindi cercheranno di riprendere la rotta. Cosa più importante, Bitonto che deve fare a meno delle giocatrici brasiliane assenti perché impegnate in Coppa America. Proprio oggi la finale con l'Argentina, sono impegnate in Brasile, quindi mancano Iosi, Tampa, Diana Santos e Lucileia. Una situazione molto simile a quella dell'andata, dove invece le ragazze di Marzuoli erano partite per le vacanze di Natale e fu disputata la gara proprio in mezzo alle vacanze natalizie, quindi arrivò in Lombardia rimaneggiata. Squadra di Marzuoli sconfitta 6-4, ma siamo pronti a partire con il Bitonto, anzi il kick-off che tocca il suo primo pallone con Getulio. Jessica Getulio prova a calciare, poi Ghilardi, ancora Getulio prova a muoversi tra le linee. Sousa, Getulio, anzi ora Sousa cerca lo spunto, palla dietro, anzi verso una compagna che cercava di smarcarsi. Coda interviene sul pallone senza difficoltà. Renatigna per il Bitonto, ancora Renatigna, va a sinistra da Grieco, prova a calciare, fermata da Ghilardi, poi Sousa spazza senza fronzoli la brasiliana, palla fuori. Rimessa laterale per il Bitonto. Bitonto che è partito con Coda, Stefania Coda tra i pali, poi Nicoletti, Grieco, Renatigna e Nicoletta Mansueto. Dall'altra parte invece tra i pali c'è Denise Carturan, poi Ghilardi, Getulio, Sousa e Bruna Borges. Nicoletti anticipa Getulio, palla recuperata dalla brasiliana, ma il Bitonto riesce a recuperare a sua volta il pallone. Ghilardi interrompe la corsa di Nicoletta Mansueto, palla out, rimessa laterale per le ragazze di Marzuoli. Bitonto che reduce dalla sconfitta col Falconara, sconfitta ovviamente difficile da digerire in ottica playoff, con la Falconara che ora ha allungato con quella vittoria in vetta.
Sousa, Getulio, Ghilardi a destra, palla toccata da Grieco, rimessa laterale per le Lombarde per il kick-off. Ancora Jessica Getulio, palla che viene controllata da Nicoletti, da Susi Nicoletti. Poi il tentativo all'interno dell'area del kick-off, palla che termina fuori. Stefania Coda, oggi titolare, già investita di responsabilità nel corso di questa stagione da parte di Marzoli, prospetto molto interessante, ragazza giovanissima. Grieco, Renatigna, passa bene su Sousa, ancora Renatigna con il destro, palla smorzata, non c'è il tocco e allora rimessa dal fondo, subito battuta dal kick-off. Ghilardi, Borges, ancora Ghilardi, sposta il pallone verso Getulio, Sousa controlla, non si fa sorprendere Renatigna che segue Sousa. Ghilardi, partita Bruna Borges, l'ex Montesilvano. Buon approccio alla gara da parte delle ragazze di Riccardo Russo. Getulio, Ghilardi, assente solo Giulia Cascio per kick-off. Nicoletti mette giù il pallone, Grieco pressata, palla che termina fuori, possesso che cambia colore, diventa del kick-off. Ghilardi, Bruna Borges, provato l'imbucata verso Jessica Getulio, ma l'ex Lamezia stava ripiegando, non si sono intese le due. Palla che è terminata fuori. Mansueto si fa trovare pronta, calcio Mansueto, Carturan. Applausi del pubblico per la giocata di Mansueto, rapida nell'esecuzione, trovato la coscia di Carturan. Ancora Bitonto, palla dentro, Mansueto, poi Greco, spara addosso a Ghilardi, palla fuori, rimessa laterale ancora del Bitonto, stessa posizione. Nicoletti sposta il pallone, Renatigna, la giocata, ancora Renatigna, scarico dietro per Grieco, cerca lo spazio col mancino Grieco, palla deviata, corner Bitonto. Pronta Grieco, palla alta verso Renatigna, si coordina, palla calciata alta sulla traversa da parte di Renata Adamatti. Ghilardi cerca Getulio, protegge il pallone Nicoletti. Bitonto può ripartire. Susi Nicoletti, Renatigna, Alessia Greco, ancora Renatigna nel cerchio di centrocampo, Grieco, poi Nicoletti, Renatigna, ancora Grieco, la giocata, si ferma Renatigna, il doppio passo per la conclusione con la mancino di testa, corregge Mansueto dall'altra parte verso Grieco, troppo alto il pallone, ancora applausi per la giocata di Renata Adamatti, della numero 9 del Brasile, anzi numero 9 dell'Italia, origini brasiliane, però gioca nella nostra nazionale. Grieco recupera un pallone importante, cerca assistenza, ma è brava anche Bruna Borges, costretta a buttarla giù. Grieco, il giallo per la romana. Ammonizione per il numero 20, Grieco.
Calcio di punizione, primo fallo. Coda, Renatigna, Mansueto, Nicoletti riesce in qualche modo a recuperare il pallone, kick-off, occhio alla corsa di Michel Pellegrini, la francese è andata dall'altra parte col mancino in diagonale, palla fuori. Grieco dall'altra parte, Renatigna, pallone che rimane incastrato, poi l'ultimo tocco di Renata Damatti, palla out, rimessa laterale per kick-off che può ripartire con Bruna Borges. Calcia Getulio, si distende Coda, palla out, corner kick-off che ora prova dopo un paio di minuti ad appannaggio delle ragazze di Marzoli, prova a uscire. Gara comunque sostanzialmente equilibrata fino a questo momento, palla che rimane lì, alla fine Renatigna può ripartire il Bitonto, occhio alla transizione, il palla centrale va dall'altra parte, Grieco, l'uscita di Carturano in due tempi, fa suo il pallone, riparte Pellegrini, insegue la sfera, Borges la tiene in campo, ancora Borges dentro, Getulio, la finta, Getulio, Grieco dall'altra parte va a chiudere la brasiliana, poi il tiro sul primo palo, attenta a Coda, blocca il pallone. Renatigna, Di Vincenzo in verticale verso Mansueto, sull'angolo prova a tenerla Arianna Bovo, riesce a passare in qualche modo Mansueto, grande protagonista tra l'altro di quella sfida che dicevamo prima, giocata al Palasport di San Donato Milanese a dicembre, 2 gol per lei nonostante la sconfitta del Bitonto. Perde pallone Pezzolla e allora rimessa per il kick-off quando sono passati 6 minuti e 20 secondi. 0-0 ancora il punteggio. Renatigna, ottimo intervento di Renatigna su Arianna Bovo. Possesso però che rimane alla kick-off. Bovo si fa vedere, insegue il pallone, Di Vincenzo la tiene a bada, non le permette di raggiungere il pallone. Può ripartire la squadra di Marzoli, Pezzolla, Renatigna, Di Vincenzo, Mansueto, poi Bruna Borges, fermata da Di Vincenzo, rimessa laterale per kick-off che spreca però con Bruna Borges questo pallone calciato di punta. Pezzolla, Di Vincenzo, Renatigna prova a pescare Mansueto, difficile tenere il pallone in campo per la Nocese, oggi capitano del Bitonto. Ghilardi, Bruna Borges, Pellegrini, l'ex Nantes, da Ghilardi,
Bovo, ancora Bovo, si trascina il pallone fuori, rimessa dal fondo. Renatin, Mansueto, ancora Renata Damatti, lotta con Pellegrini, poi Di Vincenzo, pescata da Pezzolla a sinistra, ma Di Vincenzo si porta la palla oltre la linea laterale. Ghilardi, Borges, buona la palla di ritorno verso Ghilardi, Coda però non si fa sorprendere. Pezzolla, Renatigna, Mansueto, Renatigna, Di Vincenzo, palla lunga. Possesso che torna alla kick-off. Pellegrini, chiusa da Di Vincenzo, tiene via l'azione Borges. Nicoletti anticipa Bovo, buono lo scambio con Renatigna, l'uscita di Carturan. C'è un problema logistico. Forse un problema legato ecco, al numero dei falli, non si leggono sul tabellone. Problema che sembra ripristinato e allora si riparte con Pezzolla. Sbaglia Bovo, prova ad approfittarne, calcia col destro, palla alta. Pezzolla si fa incontro Nicoletti, vince il duello con Bruna Borges, poi Di Vincenzo, anzi è Abadessa che si è trovata davanti Carturan, palla parata da Denis Carturan. Pezzolla di prima, Borges lascia sfilare Carturan, Getulio, Bovo, ancora Bovo, supera Pezzolla, centralmente Bovo, però va Nicoletti dall'altra parte, Pezzolla arriva un po' scarica al momento di calciare, palla che termina fuori. Getulio, Sousa, Arianna Bovo, Bruna Borges affronta Badessa, 1 contro 1. Bovo, Sousa, calcia Sousa, palla che termina fuori. Nicoletti, Alessia Grieco, Mansueto Grieco, ruba il pallone Bovo contro Coda, palla fuori, cosa si è divorata Arianna Bovo, comunque al netto dell'errore, anche se dobbiamo dire che Coda aveva coperto bene lo specchio, molto propositiva Arianna Bovo, un paio di occasioni create grazie anche a palloni rubati. Abadessa, Nicoletti, c'è il fallo di Abadessa, protesta Marzuoli.
chiede chiarimenti all'arbitro numero 1 Francesco Cocco di Parma, Marzoli, per il fallo fischiato su Mayra Abades. Calcio di punizione, Bovo, palla alta, blocca Coda, con le mani Coda, cerca Renatigna, interviene Sousa, poi Bovo, le ruba il pallone Nicoletti, ancora Bovo, Ghilardi, Sousa, Renatigna duello, palla centrale, Mansueto, supportata da Grieco, sbaglia Bovo, Coda, ancora Arianna Bovo, Coda riesce a deviare quanto basta per evitare che il pallone finisca nello specchio. Corner kick-off. Palla calciata forte da Ghilardi, terminata out, rimessa laterale Bitonto. Sousa, Getulio, Sousa, Ghilardi, ancora Sousa, prova a passare su Grieco, fischia l'arbitro, il pallone è uscito, rimessa laterale per il Bitonto. Nicoletti, Renatigna, palla centrale, Mansueto alle spalle di Nicoletti, non si intendono le due giocatrici del Bitonto, poi Nicoletti va a chiudere su Ghilardi, Grieco non controlla, palla fuori. Chiesto a Nicoletti, pallone lungo a scavalcare il centrocampo. Otto minuti ancora da giocare in questo primo tempo, sempre 0-0, non si sblocca la partita del Palala Gravinese di San Michele tra il Bitonto e il kick-off. Mansueto insegue il pallone, Sousa anticipa, palla fuori, ancora Bitonto, Mansueto, Grieco, anzi ora Mansueto, ma il pallone è uscito, rimessa kick-off, Pellegrini, Getulio, Pellegrini, Bruna Borges, anticipata da Renatigna, 2 contro 1, non passa però il pallone, molto attenta Bruna Borges che può ripartire centralmente, sbaglia, si allunga il pallone, Nicoletti, transizione Bitonto, ma Nicoletta Mansueto blocca Susi Nicoletti per andare a soccorrere Bruna Borges. Si tocca il ginocchio la brasiliana. Rimessa laterale per le lombarde che restituiscono il pallone alla Bitonto. Coda lungo con le mani, Mansueto braccata proprio da Bruna Borges, Renatigna dall'altra parte, converge Renatigna, Carturan si tuffa e sventa, un tiro ben indirizzato sulla
palo alla sinistra di Denis Carturan, dell'ex portiere del VIP. Corner Bitonto, Grieco, Mansueto col piattone, prova a piazzare la palla alta sulla traversa. Bruna Borges, Pellegrini. Si chiude la triangolazione. Renatigna, Mansueto. Renatigna anticipata da Pellegrini, palla fuori, ancora Bitonto. Poche occasioni davvero importanti in questo primo tempo, fatta eccezione per due azioni nitide, quella di poco fa, la bella conclusione di Renatigna sventata in tuffo da Carturan, e sicuramente il tiro di Bovo terminato fuori a tu per tu con Stefania Coda. Questi gli highlights più importanti di questo primo tempo. Tanto fallo, centrocampo di Sousa, Gabriela Sousa, prima stagione in Italia per la brasiliana. L'anno scorso ha fatto branco. Palla recuperata da Grieco, Mansueto, Renatigna, Nicoletti, la scivolata di Sousa su Grieco e l'intervento poi di Sousa ad ostacolare l'esecuzione della rimessa laterale. Sousa che viene ammonita da Cocco di Parma. Alessia Grieco pronta a battere. Calcio di punizione battuto da Grieco direttamente tra le braccia di Denis Carturan. Sousa, Bruna Borges, Getulio, Renatigna con la coscia e stava arrivando alle spalle Bruna Borges. Fondamentale intervento in anticipo da parte di Renata Damatti. Arianna Bove intanto dalla linea laterale, poi Borges, facile per Coda. Tiro debole. Ci avviciniamo alla fine di questo primo tempo che non si sblocca ancora. 0-0. Provato l'imbeccata Renatigna verso Nicoletta Mansueto col velo di Susi Nicoletti, ma l'ha terminata fuori. Coda, Nicoletti, Grieco non passa sull'ennesimo pallone recuperato da Bovo, che poi calcia col destro, palla che finisce sulle gambe di Nicoletti e termina fuori. Getulio, Ghilardi, ancora Getulio, Nicoletti, anzi Mansueto riesce a recuperare il pallone, Renatigna lo insegue, Renatigna, Mansueto, palla fuori, non di molto, conclusione di Nicoletta Mansueto.
Bovo, Ghilardi, Bovo, Renatigna, pallone sembrava dentro per il direttore di gara numero 2, è uscito, calcia intanto Ghilardi, bella conclusione sul primo palo, attenta Stefania Coda. Ghilardi al volo, la palla scende ma è fuori dallo specchio. Coda, Mansueto, Renatigna, ancora Mansueto, Renatigna, Grieco col mancino, Carturan s'allunga, calcio d'angolo per il Bitonto. Mansueto, Renatigna, Mansueto, vicino al gol il Bitonto, vicino al gol Mansueto, palla che termina fuori, ci riprova la squadra di mister Marzoli. Renatigna, spazio, Renatigna, questa volta troppo leziosa la conclusione di Renatigna, intercettata da Carturan, due occasioni nitide, davvero nitide per il Bitonto, poco cattiva, momento di concludere. Sbaglia Renatigna, Bovo non si fa sorprendere Stefania Coda, poi l'ultimo tocco è di Bovo. Rimarchiamo l'ottima prestazione finora di Arianna Bovo, davvero eccellente sia nella fase di recupero che in quella poi propositiva. Renatigna non passa il pallone, Borges, poi Pellegrini per vie centrali, arriva Di Vincenzo a chiudere con Nicoletti, la francese in una morsa. Arriva il fischio da parte del direttore di gara, c'è il time out e allora 0-0, 2 minuti e 53 secondi alla fine del primo tempo, un risultato che non si sblocca. Il Bitonto che ha divorato due occasioni per passare in vantaggio nell'ultimo minuto, prima con Mansueto, poi con Renatigna. Tanto si fa sentire Marzoli. Come dicevamo, Marzoli ha conquistato la quarta panchina d'oro, la seconda col Bitonto, 2 le aveva conquistate con il Montesilvano. E si parte di nuovo per questi ultimi 2 minuti e 50 che ci separano dalla fine della frazione. Borges, Ghilardi, si fa vedere Bovo, anticipata da Renatigna. Bovo, Ghilardi, calcia, palla dentro, Pellegrini, palla che rimbalza fuori, credo doppio tocco della francese sotto porta, riesce a indirizzare la sfera verso lo specchio.
Nicoletti, partita Nicoletti, palla dentro, Di Vincenzo sbuccia il pallone. Bella azione di Nicoletti che di potenza ha attraversato la metà campo. Assist lucido per Di Vincenzo che non riesce a colpire bene il pallone. Arianna Bovo, Nicoletti va a recuperare anche questo pallone. Mansueto dall'altra parte, pallone che non arriva da Renatigna. Di Vincenzo sbatte su Bovo che poi si allunga troppo il pallone. Palla out, rimessa laterale per le ragazze di Marzuoli. Di Vincenzo, poi Renatigna direttamente su Carturan. Bruna Borges, Bovo, Ghilardi, poi Pellegrini, Ghilardi, calcio a Bovo su Nicoletti. Di Vincenzo, ultimo tocco di Pellegrini, sarà rimessa laterale per le bitontine. Di Vincenzo da coda, rilancio che termina direttamente out. Bovo, Bruna Borges, Pellegrini, ancora Bruna Borges, Pellegrini, Di Vincenzo, ultimo tocco di Alexandra Di Vincenzo, rimessa per le lombarde. Renatigna non riesce a soffiare il pallone a Ghilardi. Pellegrini si ferma, cerca uno spiraglio per calciare col mancino. Coda, facile, tiene giù il pallone e lo blocca. Renatigna, Mansueto, Nicoletti, ancora Renatigna, sbaglia, può ripartire il kick off. Bovo va da Pellegrini, rientra il Bitonto, calcia a Bruna Borges, ancora le ragazze in maglia blu. Ghilardi, Bovo dentro, Di Vincenzo allontana. Ultimi 20 secondi ancora da giocare. Sousa, calcia, coda, blocca, non ci sono soluzioni. Renatigna, siamo sul filo della sirena, ancora 4 secondi, sbaglia l'aggancio Di Vincenzo, alla calciata in mezzo, coda. E arriva la sirena, eccola qui, finisce 0-0 il primo tempo. Finisce il primo tempo con il risultato di Bitonto. Noi ci sentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo della partita.
Tutto pronto per il secondo tempo, il risultato parziale all'inizio del secondo tempo è di Bitonto 0, Kickoff 0. E allora torniamo a raccontare Bitonto Kickoff 0-0 il primo tempo, 22esima giornata del campionato di Serie A. 0-0, poche emozioni, più che altro errori sotto porta sia dal versante Kickoff sia da quello Bitonto. Intanto Renatigna dentro il pallone, Greco, poi Bovo riconquista il pallone dalla transizione della Kickoff, dall'altra parte c'è Sousa, calcia, ma c'è Nicoletti, arrivata di gran carriera a chiudere la brasiliana. Almeno 3 occasioni face to face, una per Bovo ipnotizzata da coda e 2 per il Bitonto, prima con Mansueto, poi con Renatigna che si era fatta vedere anche con una bellissima conclusione dalla distanza, deviata in corner da Carturan. Ma torniamo all'attualità, alla diretta con Ghilardi, calcia Getulio in 2 tempi coda, che si sta dimostrando solido e affidabile. Questa partita giocata dal primo minuto per il giovane portiere della formazione bitontina, Greco. Nicoletta, Mansueto, Renatigna, Mansueto, spazio per calciare, Carturan, palla centrale, respinge il portiere della Kickoff. Ghilardi, poi Bovo, Bruna Borges, ancora Ghilardi, va giù Bruna Borges, fallo fischiato da Francesco Cocco della sezione di Parma. Coda, Mansueto, Renatigna, ancora Mansueto dall'altra parte, Renatigna, fronte a Bovo che le tocca il pallone, Nicoletti, Greco, ancora Bovo, Greco di forza va a riprendersi la sfera, Mansueto, Renatigna, tu per tu con Ghilardi, Renatigna, ancora l'italo-brasiliana, recupera il pallone Bovo, c'è Bruna Borges dall'altro lato, ma ancora un'immensa Nicoletti, fa gli straordinari, va a chiudere Bovo. Ghilardi, palla dentro, Bruna Borges prova a girarsi, Renatigna nasconde il pallone, ancora Renatigna, allontana il pericolo, palla out, rimessa laterale per il Kickoff, squadra di Riccardo Russo che ora ha buttato nella mischia Sousa, ancora Gabi Sousa. Cerca spazio per calciare, ci riesce Nicoletti, la deviazione, Bruna Borges dentro, poi Getulio per Ghilardi, in qualche modo coda. Fischia l'arbitro ma c'è il gol, proteste del Bitonto. Vantaggio Kickoff.
protesta il Bitonto perché secondo la squadra di casa il pallone non è entrato. Chiaramente Cocco di Parma ha detto a Renatigna, intanto c'è il giallo per Marzoli, evidentemente per protesta. Cocco ha detto a Renatigna che è andato a protestare. Ero in linea, ho visto che il pallone è entrato. Difficile per noi da questa posizione, da questa postazione, dare un'interpretazione obiettiva. E quindi kick-off che passa in vantaggio 1-0. La rete di Ghilardi, pescata all'interno dell'area, ha scavalcato Coda con un pallonetto. Nicoletti, Mansueto, ancora Nicoletti, poi Renatigna, Mansueto, la palla viene deviata da Pellegrini. Mansueto passa il pallone, occhio Bruna Borges, arriva il raddoppio del kickoff con Bruna Borges. Kickoff 2, Bitonto 0. Secondo gol nel giro di pochi minuti per il kickoff con Bruna Borges, che riesce a passare. Intanto Mansueto prova a calciare, non c'è la deviazione, rimessa dal fondo per il kickoff. Ghilardi e Bruna Borges per il doppio vantaggio delle ragazze in casacca blu. Ancora il kick-off, ancora Bruna Borges, 3-0 allunga. La squadra di Riccardo Russo con Bruna Borges doppietta per l'ex Montesilvano. Dal 2017 in Italia. Intanto Renatigna prova a salire in cattedra, palla in mezzo. E ora Bitonto che deve cercare di riportarsi in partita. Sulle ali dell'entusiasmo invece le lombarde. Pellegrini non passa, Renatigna dentro per Greco, c'è Greco scarta Carturan e mette a segno l'1-3. Alessia Greco, lo dicevamo, serviva una reazione immediata, è arrivato il gol di Alessia Greco sulla giocata di Renatigna, il gol di Alessia Greco. Alessia! Bitonto 1, kickoff 3, tutto in 3 minuti. Pellegrini, palla che è uscita. Bovo, Pellegrini, Mansueto, Grieco, Renatigna, punta Pellegrini, al centro poi Bruna Borges, dall'altra parte per Arianna Bovo, si porta avanti il pallone con il destro, va sul sinistro, coda attenta sul primo palo, poi la deviazione di Bovo sul rilancio di Nicoletti,
Bovo con Bruna Borges, le migliori in campo dal kick-off. Renatigna riesce a girarsi, calcia non distante dalla porta, ci prova. Tanto time out chiamato dalla panchina del kick-off da Riccardo Russo, che prova a riorganizzare le sue giocatrici dopo questi 3-4 minuti intensi con i 3 gol del kick-off, poi la risposta del Bitonto con Alessia Grieco. Siamo tra l'altro vicini al grande evento che si terrà a Mola di Bari. A partire da giovedì c'è la Coppa Italia, appuntamento che vedrà in campo sia il Bitonto che il kick-off. Bitonto impegnato alle 11 di giovedì con l'Audace Verona, invece kick-off che affronterà il CMB alle 21 sempre a Mola di Bari. Poi venerdì le semifinali, la finalissima domenica alle 20:45 e la detentrice del trofeo è proprio il Bitonto, che l'anno scorso vinse a Genova. Ma torniamo in campo per questo incontro, per questa partita tra Bitonto e kick-off, che sarà sicuramente emozionante fino alla fine, col Bitonto che vuole cercare di recuperare i 2 gol di svantaggio. Renatigna disorienta Pellegrini, poi Mansueto calcia sul primo palo, Carturan c'è attenta, Ghilardi, Pellegrini, ancora Ghilardi, a sinistra c'è Bovo, ancora Bovo, tiene a distanza Badessa, Mansueto calcia Pellegrini, coda di stento, mette fuori, ancora kick-off, Ghilardi calcia, la palla scheggia la traversa, c'è stata la deviazione, palla che termina out, corner per il kick-off. Tocca con la punta Nicoletti, rimessa ancora per le lombarde. Borges, Pellegrini, Borges, Ghilardi, Carturan, palla fuori, Badessa, Renatigna, Nicoletti, Badessa, Mansueto, la pressione di Ghilardi, Renatigna, la stende Pellegrini, calcio di punizione per il Bitonto. Badessa, Renatigna, palla buona per Nicoletti, scusate, era Mansueto, lo scarico su Badessa, palla alta sulla traversa, Sousa, Nicoletti, l'ultimo tocco è dell'ex State, Bovo, palla lunga di testa Mansueto, poi Getulio, di gran carriera Getulio, non riesce a tenere il pallone in campo, sarà rimessa dal fondo, coda subito per Badessa, palla centrale un po' rischiosa, Renatigna, può ripartire il Bitonto, ancora Renatigna, prova a puntare Bovo, Renatigna da Badessa,
dietro Renatigna, Nicoletti, Renatigna appoggia verso Badessa, arriva sulla traiettoria Bruna Borges, Bovo, ancora Borges, dentro Borges, vicina alla tripletta Bruna Borges, coda con le mani, cerca Di Vincenzo, fa sportellate con Sousa che con esperienza permette al kick-off di ripartire, palla lunga verso Bruna Borges, recupera Nicoletti, Renatigna converge, ancora Renatigna dentro per Nicoletti, l'uscita di Carturan che poi coi piedi va ad allontanare il pericolo, rimessa laterale per il Bitonto, Susi Nicoletti dietro per Abadessa, sbaglia, rimessa laterale per la formazione allenata da Riccardo Russo. Sousa, Getulio, Bruna Borges va verso Getulio, Getulio per il 4-1, l'1-4, kick-off. Si porta a +3. Bitonto 1, kick-off 4, assegnato Getulio. Jessica Getulio quindi segna la rete dell'1-4, si porta avanti di 3 gol di scarto. Il kick-off, Grieco, palla in mezzo, la palla è uscita, la rimessa laterale e del kick-off ci ha provato Grieco. Pescare qualcuno all'interno dell'area, Pellegrini. Bruna Borges, Ghilardi, ancora Bruna Borges, va giù Bruna Borges, c'è il calcio di punizione, Grieco protesta, Coda cerca il pallone lungo verso Di Vincenzo, palla che è uscita, ancora Di Vincenzo, Nicoletti va a chiudere Borges, l'uscita di Carturan, Borges, palla lunga con il petto Renatigna, poi Nicoletti, passa Pellegrini, Coda, l'ultimo tocco di Renatigna. Poca difficoltà ora per il Bitonto, un po' nervosa la squadra di Marzoli. Siamo quasi a metà del secondo tempo. Renatigna verso Grieco, tocca Bruna Borges, rimessa laterale, battuta, Renatigna, fronte a Bovo, attenta, Arianna Bovo, Grieco, Di Vincenzo, Grieco, Renatigna, si accentra Renatigna, palla deviata, credo da Bruna Borges,
palla dentro, ancora una deviazione sulla conclusione di Renatigna. Grieco prova ad avvitarsi di testa a colpire Nicoletti, palla che termina out. Pellegrini, Ghilardi lascia sfilare Nicoletti, Nicoletti, Abadessa, Renatigna lascia sul posto Bovo, ancora Renatigna, Abadessa, Nicoletti, Grieco, ancora Grieco, prova a girarsi, Abadessa, Grieco, non riesce a pescare Renatigna, Bovo intercetta, poi per vie centrali Pellegrini, dall'altra parte Borges, Pellegrini, cicca, ancora Borges, dentro il pallone Pellegrini, di testa Borges, alla fine il pallone entra in rete per il quinto gol del kickoff, ancora con Bruna Borges che mette a segno il suo terzo gol in questa partita. C'è il time out chiamato da Gianluca Marzoli nel momento più difficile per il Bitonto, sotto di 4 gol qui al Pala Gravinese di San Michele. Come dicevamo, sede eccezionale, Pala Panzini di Giovinazzo occupato, quindi come l'anno scorso San Michele e il San Michele Calcio a 5 si sono messi a disposizione per fornire un'alternativa al presidente e quindi Silvano Intini ha deciso di venire a giocare qui. Serve una reazione alla squadra di Marzoli, sembrava averla trovata con il gol di Grieco, poi altri 2 gol, uno di Getulio, uno di Bruna Borges, hanno portato al distacco più ampio tra pugliesi e lombarde, 1-5 il parziale. E ci sono ancora 9 minuti da giocare. Abadessa, Renatigna fa tutto da sola, ancora Renatigna, ma Carturan rimane lì e riesce a evitare il gol di Renatigna. Portiere di movimento intanto per il Bitonto con Nicoletta Mansueto. In questi anni, almeno in casa, ho visto davvero pochissime volte questa soluzione adottata da Marzoli. Nicoletti, Grieco, Di Vincenzo, Grieco, Renatigna, ancora Grieco, Di Vincenzo, Renatigna, Nicoletti, Grieco, Mansueto, palla dentro, allontana Ghilardi. Nicoletti, Renatigna, Mansueto, Renatigna calcia, allontana Pellegrini, ancora vivo il pallone per il Bitonto. Grieco, Renatigna,
si accentra, calcia Renatigna, c'è la deviazione con la punta delle dita di Carturan ed è calcio d'angolo. Grieco, Mansueto, Renatigna, Nicoletti, Grieco, Nicoletti, palla deviata, Nicoletti, Mansueto, ancora Nicoletti, Mansueto, Nicoletti, Renatigna, Grieco, Renatigna, Grieco gira, Borges intercetta, calcia Borges, la palla sul palo ed entra in rete per l'1-6 ancora. Bruna Borges, poker per l'ex Montesilvano. Per Bruna Borges è il gol numero 17 in questo campionato e aggancia Alessia Grieco nella classifica marcatori. Sousa va di corsa, cerca di superare Renatigna, ultimo tocco di Sousa, rimessa Bitonto, 1-6, kick off. Nicoletti, Grieco, Renatigna, Grieco, Di Vincenzo, Mansueto, palla dietro, Grieco, Nicoletti, ancora Bitonto, Renatigna, calcia Renatigna, Carturan attenta, poi Grieco sull'ultimo tocco, sarà calcio d'angolo per il kick off. Pellegrini, Sousa, calcia, coda, Renatigna, perde, tiene il pallone Renatigna. Ultimo tocco di Sousa, sarà calcio d'angolo. Mentre ci avviciniamo alla chiusura della partita, Renatigna, Grieco, calcia Mansueto, poi Pellegrini allontana, palla termina fuori. Mansueto, Grieco, 4:40 ancora da giocare. Nicoletti prova a passare il Bitonto, kick-off che si sta confermando bestia nera del Bitonto in questa stagione. Lo dicevamo ad inizio partita, tante defezioni così come all'andata, dove però influì il periodo con le brasiliane tornate in Brasile per le vacanze di Natale, tornate in Brasile o comunque già indisponibili, ecco.
partita Pellegrini, calcia Pellegrini, palla che è terminata fuori. Tra l'altro era un recupero, perché dato occhio a Mansueto, calcio Mansueto Di Vincenzo, accorcia il Bitonto con Alexandra Di Vincenzo. Bitonto 2, Kikoc 6, ha segnato il numero 21, Alexandra. Sesto gol stagionale per Alexandra Di Vincenzo, buon bottino per la giovane pugliese. (3:40) per le speranze del Bitonto di ricucire il margine, che rimane ampio col kick-off. Grieco va dall'altra parte, Mansueto anticipa Bruna Borges, ancora Mansueto cerca lo spazio per il tiro sul primo palo coi piedi Carturan, rimessa laterale. Grieco, Renatigna, Grieco, Mansueto, Renatigna, accorcia ancora il Bitonto. 3-6, perlomeno Il numero 9, Rena. scongiura il passivo più ampio da quando il Bitonto è in Serie A. 5-1 marzo 2022 contro il Tiki Taka. Ecco, Bitonto che quindi evita questo record negativo, almeno per il momento. Ci sono ancora 3 minuti e 06 secondi a disposizione della squadra di Marzoli, che ha dimostrato il percorso fatto in Serie A di riuscire a ricucire anche strappi importanti in momenti non facili. Mansueto, Renatigna, palla dentro, Mansueto, messa fuori da Sousa, si è fatta male al piede. Interviene anche il medico del Bitonto, dottor Schiraldi. A terra ancora Sousa. Mancano 2 minuti e 42 alla fine della partita. 3 gol da recuperare per il Bitonto. Intanto si è rialzata Sousa, che torna in panchina su una gamba sola. Entra Ghetulio. Renatigna, Mansueto, palla recuperata da Bovo, ancora Bitonto, Grieco, Renatigna, Grieco, Mansueto,
Nicoletti. Grieco. Ancora Grieco. Mansueto. Renatigna sfugge ancora il pallone. Grieco. Mansueto dentro. C'è Bruna Borges. Vediamo se la palla entra. Si stava recalando il quinto gol della sua ottima partita. 1 minuto e 48 ancora da giocare. Si assottiglia il tempo a disposizione delle ragazze di Marzoli. Renatigna prova a passare, si chiude il kick-off. Mansueto, Grieco, poi Renatigna, palla su Nicoletti, Renatigna dentro, occhio a Mansueto, Carturan alza sulla traversa, subito Nicoletti, palla su Renatigna, Mansueto, Renatigna allunga, dentro il pallone, Bruna Borges, palla fuori. 1:13, 3 gol da recuperare. Ora entriamo nell'universo delle sfide impossibili. Renatigna tocca, Mansueto calcia su Bovo, insiste Mansueto, dentro Di Vincenzo calcia, poi Renatigna mette fuori il kick-off ancora con Denise Carturan, anche per lei bella prestazione. Siamo entrati ormai nell'ultimo minuto. Mansueto, Di Vincenzo allontana Bovo. 40 secondi. Grieco, Renatigna, poi Nicoletti, pallone che rimane sui piedi di Bruna Borges, rimessa laterale. Grieco, Mansueto, Renatigna, non si fa ingannare Getulio, Grieco, tocca Getulio. 20 secondi ancora, Renatigna. Calcia Grieco, poi Bovo, ancora Grieco, la palla è uscita, rimessa laterale per kick-off. E allora siamo ormai vicini, 5 secondi ancora. Bitonto che quindi perde questa partita. Calcio Di Vincenzo, arriva la sirena, kick-off che espugna la palla alla Gravinese di San Michele. 3-6 il risultato finale. Bitonto che quindi vede allontanarsi ancora di più Falconara e Pescara. Invece kick-off che torna a vincere, dicevamo, dopo 4 sconfitte consecutive in casa del Bitonto. Bitonto che comunque è arrivato a questa sfida rimaneggiato fuori 4 quinti del quintetto: Iosi, Diana Santos, Lucileia e Tampa, lo starting 5. E allora con il saluto tra le due squadre noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento sicuramente alla Coppa Italia. Si parte giovedì da Mola di Bari. Buona serata. 3 aprile alle 11. Vi aspettiamo